sanità privata in Veneto ha visto momenti decisamente migliori, seppure con alcune differenze le strutture presenti all'interno del territorio soffrono di pesanti tagli. Nel veneziano il rischio è alto, ribadiscono i sindacati. Nei prossimi mesi, senza interventi della Regione a favore della sanità in provincia di Venezia, infatti, la situazione creditoria degli istituti di cura privati religiosi convenzionati verso l'ASL 12 è tale che diventano a rischio quasi 1500 posti di lavoro. Nel conto finiscono i 350 dipendenti del Policlinico San Marco, i circa 400 di Villa Salus, gli altrettanti del San Camillo e i 350 del Fate Bene Fratelli. Il caso dell'ospedale privato di Viale San Marco è quello più preoccupante sotto gli occhi di tutti. Il vice direttore Francesco Camisa ha confermato che sono a rischio gli stipendi dei 350 dipendenti. La situazione creditoria nei confronti dell'AS 12, secondo il vice direttore, conta crediti per oltre 24 milioni di euro. Il primo problema è reperire i finanziamenti per far fronte ai ritardati pagamenti e in questo periodo di crisi è difficile anche per gli istituti bancari. Il secondo problema sono gli interessi sui debiti che superano il milione di euro. Nonostante gli altri istituti della sanità privata non abbiano denunciato situazioni simili a quelle del Policlinico, l'allarme occupazionale comunque è ormai una realtà. Alla sanità in Veneto succede la somma di due disastri. Il primo disastro sono la riduzione della spesa sanitaria a livello nazionale e essendo questa la voce sanitaria, una delle voci più importanti della Regione, la contrazione delle risorse a livello regionale. La somma di queste due contrazioni sta portando a delle situazioni di particolare sofferenza. Naturalmente, sotto un profilo strettamente statistico, noi abbiamo ormai la certezza che sta aumentando il numero delle persone, italiani e non italiani, che non riescono di fatto ad accedere al sistema nazionale sanitario. Sanità pubblica, sanità privata, che cosa è successo? La querela pubblico-privato nell'ambito della sanità è vecchia, nel senso che da sempre si ritiene giustamente che, essendo un diritto universale, quello della salute, possa essere gestito in termini pubblici. Ma qua il problema non è che il servizio è certamente pubblico, ma il modo di erogarlo può essere assolutamente anche di tipo privato, quindi è un falso problema. C'è un dato numerico che rende bene l'idea, e cioè la sanità privata nel Veneto vale all'incirca il 5-6% del bilancio, quindi è ampiamente al di sotto della media, ma soprattutto la sanità privata, totalmente quella ospedaliera e in buona parte di quella ambulatoriale, è un'attività privata che è convenzionata per la parte ospedaliera e buona parte di quella ambulatoriale è comunque convenzionata con il pubblico. Questo che cosa significa? Che agisce ed opera in linea con quelle che sono le strategie del pubblico. Oltretutto c'è una norma nelle leggi del Veneto che prevede che una struttura sanitaria con posti letto debba necessariamente rientrare nelle previsioni delle schede ospedaliere. Quindi la sanità del Veneto forse è poco liberista, ma tiene presente in prima istanza certamente le esigenze del pubblico e quindi dei cittadini. I tagli che abbiamo affrontato a partire dal 2008 sono stati ingenti e sono diventati pesantissimi nel corso del 2011, con un taglio di risorse notevoli che rappresentano in alcuni casi addirittura un quarto dell'attività che noi svolgiamo. Questo dal nostro punto di vista, dal nostro punto d'osservazione, ha determinato una situazione che è molto penalizzante per i cittadini che noi serviamo, un allungamento della lista di attesa e addirittura in molti casi l'impossibilità di erogare le prestazioni in tempi certi.
accanto a questi dati preoccupanti c'è un fatto: la chiusura dello storico hospice che ospitava i malati terminali e li accompagnava da tantissimi anni con umanità e grande professionalità. La situazione dal nostro punto di vista è scarsamente comprensibile, perché alla fine del 2010 tutto il Policlinico San Marco è stato accreditato e abbiamo ricevuto pieno accreditamento anche per la struttura dell'hospice oncologico. A marzo in realtà però abbiamo ricevuto una comunicazione della ULSS 12 che naturalmente non poteva confutare la piena rispondenza del servizio ai requisiti stabiliti dalla Regione e stabiliva però, in modo, ripeto, per noi scarsamente comprensibile, che decidevano di non avvalersi della nostra struttura. Di fatto il risultato è stato che da marzo del 2011 al momento in cui parliamo, un reparto perfettamente, ripeto, accreditato, che ha svolto la sua attività per 20 anni, risulta non utilizzato. Privato convenzionato, ma la convenzione è stata in qualche maniera spazzata via, per così dire, in certi settori, ad esempio l'hospice. Beh, adesso qui sull'hospice, proprio nella nostra città di Venezia, si è creato un problema emblematico di questo. La cura del malato oncologico, grazie proprio ai successi che le terapie stanno conseguendo in questo settore, fa sì che l'ammalato oncologico viva più a lungo, ma questo vivere più a lungo comporta la sfida di far vivere meglio più a lungo, non solo vivere più a lungo. In questo contesto l'hospice, soprattutto orientato a quella parte terminale di questa malattia, diventa una risposta adeguata ai tempi, che nasce circa 30 anni fa, si è sviluppata con una serie di attenzioni sempre nuove alla famiglia, si è allargato il concetto di benessere o di assistenza non solo al malato ma al suo contesto familiare, relazionale, e questi sono tutti passi in avanti. L'aver fatto venir meno, non rinnovando la convenzione con, per esempio, col Policlinico San Marco di Mestre, chiudendo ex abrupto 25 posti su 41 che erano disponibili, ha fatto toccare con mano cosa succede. Abbiamo avuto che, siccome purtroppo quando tu chiudi dei posti letto hospice non chiudi la malattia, tu chiudi i posti, i malati restano, e sarebbe troppo facile se io chiudo gli ospedali tutti sono sani, perché non c'è posto dove andare. E quindi questi malati hanno dovuto trovare soluzioni fai da te, tornando a 30-40 anni fa, quando c'è bisogno di una raccomandazione per far ricevere il parente in una clinica dove poteva essere assistito, ma sono successe, purtroppo continuano a succedere, cose assurde come ricoverati malati oncologici terminali che finiscono in una clinica di malattia del fegato o esaspero o a ortopedia, perché l'unico posto è libero all'ortopedia, dove evidentemente non si può fare nulla di specifico, si può fare soltanto quello che è un'assistenza volonterosa. E allora ci sono problemi di questo tipo. Primo, che si finisce in lista d'attesa nella lista di presa in carico da parte del lodo VAP. Questo vuol dire che una persona che ha poche settimane di vita muore in lista d'attesa. Questo è un risultato indecente nel 2011 in un paese, e nel Veneto, dal grande livello di sanità del quale siamo orgogliosi. Abbiamo, su questo, visto che lei mi ha richiamato questa bellissima esperienza, perché
dal dramma di queste persone abbandonate è nata una risposta corale della gente, sono state raccolte da associazioni di volontariato che vanno dalla Lega Tumori all'AULS, all'ANFAS, alla mia stessa associazione dei consumatori Codacons e ad un'associazione che persegue l'umanizzazione nella sanità e nella società che è Humanitas Venezia. Sono state raccolte in 2 settimane oltre 16.350 firme, ma diciamo che arrivano ancora oggi perché messa in moto la macchina la gente dice ti ho portato le firme e ci sono delle firme. Bene, su questo plebiscito devo dare atto che i vertici della regione, sia il presidente che l'assessore, hanno dato una risposta: vi ascoltiamo. Purtroppo, anche se siamo stati ascoltati in maniera positiva, i tempi della politica non sono i tempi della sofferenza. Se la politica ha i suoi tempi, la sofferenza soffre, fa soffrire, e in questo scontro tra rincorrere la politica perché sia adeguata alla problematica, siamo stati un po' delusi. Comunque il 1° dicembre, come voi avete dato anche notizia del resto, abbiamo fatto un'assemblea di tutta la rete che aveva raccolto raccolto le firme, hanno partecipato amministratori, hanno partecipato consiglieri regionali, hanno partecipato parlamentari che hanno fatto un'interrogazione all'allora ministro Fazio su questa indecenza di togliere 25 posti a un settore così tragicamente provato già dalla sorte. E in questo contesto è arrivata la bella notizia che finalmente l'assessore alla sanità del Veneto Coletto, per voce del suo dirigente Rubini, ha detto: riapriremo i 25 posti. Quando? Ecco, brava, quando? Perché quando noi abbiamo festeggiato questo, e questo è un brutto segnale, perché nonostante la prova ufficiale dell'assessore, il suo testimone che avrebbero riaperto i 25 posti, dal 1° dicembre, oggi siamo quasi a fine dicembre, e stiamo aspettando una firma di una delibera che deve essere già firmata. Bene, è evidente che se non dovesse arrivare questa, il problema non potrà che essere passato a una denuncia, ma non per usare la magistratura come una clava per la vendetta, ma perché forse, citando ahimè amaramente una frase degli anni 70, forse riuscendo a individuare un responsabile di questo indegno comportamento, ne educhiamo 100. Con l'hospice manca anche un servizio importante per un territorio che da questo punto di vista, quello veneziano, soffre particolarmente anche rispetto ad altri territori. L'hospice, in effetti, la popolazione ce lo fa capire anche attraverso le forze politiche e soprattutto le associazioni dei consumatori e degli utenti, ci fanno capire che c'è bisogno della nostra presenza perché è venuto a mancare improvvisamente senza una soluzione alternativa. Peraltro il personale dell'hospice, diciamo, tuttora lavora qua e attende di ripartire perché è personale che lavorava qua da 20 anni. Lavorare in un centro con malati terminali significa avere una preparazione culturale, umana e soprattutto psicologica a un livello tale che è difficile formare questo personale, sceglierlo, cioè ci vuole proprio una selezione che dura anni per arrivare ad avere questo personale sanitario così preparato. Ci sono alcune situazioni concrete in particolare sofferenza, pensiamo per esempio a Villa Maria a Padova o il Policlinico San Marco di Mestre, dove tra l'altro proprio di recente è stato chiuso l'hospice per i malati, diciamo così, terminali o comunque per i malati gravi di tumore. Situazioni molto particolari che non sono più in grado di rispondere alla domanda e si vedono costretti proprio per mancanza anche di fondi e di finanziamenti a dover chiudere dei servizi che vengono reputati importanti per il territorio. Qual è la posizione della Commissione Sanità da questo punto di vista? Intanto noi dobbiamo sempre evidenziare che nel dibattito ci sono quelli che dicono si sta svendendo la sanità privata e ci sono quelli che dicono la sanità privata è uccisa dalla sanità pubblica. Allora io ritengo che il sistema sanitario debba essere un sistema sanitario pubblico e che il privato
se esiste come esiste nella dimensione in cui esiste nel Veneto, deve essere compatibile, perché il privato ha come finalità il profitto, il pubblico ha come finalità il servizio. Poi ogni azienda ha una sua storia e ogni ULSS ha una sua gestione, quindi è impossibile che le situazioni trovino dei denominatori comuni, perché le scelte che vanno fatte a livello imprenditoriale evidentemente sono figlie del rischio d'impresa che caratterizza qualsiasi azienda, perché la contropartita del rischio è la qualità e la quantità del profitto. Quindi in una logica di questo genere è impossibile raffrontare le situazioni ed ognuna ha una sua storia che è diversa dalla storia dell'azienda che può avere di fianco, sia pubblica che privata. Diversa invece la situazione nel vicino Friuli Venezia Giulia, dove si conta un dipendente della sanità ogni 60 cittadini, ovviamente per la maggior parte impegnati nel pubblico, anche se la sanità privata di grande qualità, come in Veneto del resto, si sta facendo spazio sempre più. Il caso del Policlinico di Pordenone ne è un esempio. Direttore, situazione della sanità privata in Friuli Venezia Giulia? Direi assolutamente tranquilla. Non abbiamo nessun segnale che per la crisi finanziaria che ormai attanaglia tutto il nostro paese, quindi anche le regioni, ci sia una contrazione nella offerta sanitaria regionale e nelle risorse finanziarie che vengono messe a disposizione dei convenzionati. Per cui abbiamo la certezza che continueremo con le stesse modalità e con le stesse risorse di cui abbiamo disposto finora. Che dato della casa di cura del Policlinico qua di Pordenone? Sì. Siamo a 8.500 ricoveri all'anno, la gran parte di questi sono chirurgici, a ogni ricovero chirurgico c'è un intervento chirurgico, abbiamo un notevole sviluppo verso l'ovest, cioè verso il Veneto, per cui ormai quasi il 50% dei nostri ricoveri si riferiscono ai cittadini della regione Veneto. Sanità privata, Presidente, qual è il posto della sanità privata all'interno del Friuli Venezia Giulia e quali sono insomma, gli aiuti che la Regione continua a dare? La Friuli Venezia Giulia è una regione che ha una tradizione di sanità pubblica molto forte, molto impegnativa e anche di buon livello. Devo dire che negli ultimi 10-15 anni sia giunte di centro-sinistra che giunte di centro-destra hanno cercato di ampliare l'orizzonte, il profilo, il perimetro della sanità privata, che ovviamente non è ancora ai livelli che meriterebbe di avere, però insomma su questa partita ci stiamo ancora spendendo abbastanza. Bisogna accompagnarla con una riforma della sanità pubblica che è necessaria e dare più risorse a quella privata perché è in grado di intercettare meglio e più velocemente la sanità pubblica i bisogni dei cittadini. Certo, partiamo dalla sanità che in questa regione è comunque di qualità. Il mio lavoro sarà quello di potenziare comunque strutture private con una gradualità, perché è chiaro che non possiamo passare immediatamente da una situazione tutta pubblica a una situazione fortemente privata. Ci auguriamo veramente che quello che ha detto Tondo venga confermato anche con i fatti. Noi sappiamo benissimo il grosso vantaggio che noi abbiamo nei confronti della disponibilità della Regione,
che considera l'operato dei privati estremamente positivo e quindi meritevole anche di un ulteriore sviluppo. In Friuli Venezia Giulia la sanità privata rappresenta soltanto il 7% di tutti i costi della sanità regionale, quindi una quota estremamente minima rispetto alle altre regioni italiane. Noi abbiamo chiesto insistentemente che questa disponibilità finanziaria per i privati venga allargata, in considerazione che su calcoli fatti direttamente dalla regione noi costiamo il 30-40% in meno delle strutture pubbliche. Quindi un grosso vantaggio sarebbe proprio in questo momento, anche dove bisogna fare economia. Noi non siamo mai convinti, non lo saremo mai, che saremo in grado di sostituire il pubblico. Affiancarlo in maniera positiva, questo sì. Riteniamo che una concorrenza tra il pubblico e il privato, naturalmente con tutti i paletti che ci devono essere, perché la concorrenza, siamo in un settore molto delicato della sanità, possa migliorare il pubblico e migliorare anche il privato. Dal suo punto di vista i cittadini stanno beneficiando di questa apertura? Ma io direi di sì. C'è in Friuli un clima di assoluta libertà di accesso alle strutture private come alle pubbliche. Naturalmente questo consente a noi di essere assolutamente tranquilli, di essere consapevoli che più miglioriamo la nostra offerta e più avremo un accesso che prima o dopo verrà premiato anche dalla Regione con un finanziamento che non rappresenterà più semplicemente lo storico, ma un'evoluzione rispetto a quel 6-7% che dicevo prima. Noi viviamo in un'isola che qualcuno considera anche abbastanza felice, determinata probabilmente dal fatto che siamo una piccola regione e che non soffriamo dei problemi pesantissimi delle finanze della regione Veneto limitrofa. Per cui in definitiva noi siamo assolutamente tranquilli in questo momento, immaginiamo di essere anche nel prossimo futuro, ma sappiamo benissimo che le case del cure del Veneto stanno soffrendo di una riduzione delle risorse finanziarie determinate dallo sbilancio del finanziario di quella regione. Una collaborazione tra le case di cura e tra gli ospedali e tra la sanità del Friuli Venezia Giulia e quella del Veneto che cosa comporterà in un futuro? Comporterà al fatto che ci sia una maggiore libertà di spostamento tra una regione e l'altra. Si sente dire ogni tanto che c'è la volontà e la tendenza a ridurre questa mobilità. Finora non abbiamo sofferto di nessun problema di questo genere, però c'è qualche visaglia. Abbiamo cominciato a sentire che qualche medico di base, medico di famiglia della regione Veneto, soprattutto del Trevigiano, rifiuta la compilazione della ricetta rossa per il ricovero. E questo ci preoccupa, speriamo che si tratti di un caso isolato, che non sia un indirizzo regionale, e questo veramente sarebbe condannabile. Noi faremo le nostre azioni perché questo non avvenga. Nel senso che, come mai? Non lo sappiamo, ma abbiamo saputo che in Veneto è stata emessa qualche circolare che toglie al medico di base la possibilità di prescrivere e delegando invece lo specialista della struttura pubblica a farlo. È evidente che un specialista della struttura pubblica non rilascerà una base di ricovero per una struttura privata e questo ci preoccupa. Per adesso sono casi isolati, ma temiamo che possano anche aumentare e lì bisognerà prenderci un'iniziativa.